Alle 7:26 di mercoledì 31 maggio, buongiorno Sicilia da Michele Cucuzza ed Angelo Gagliano. Oggi molta scuola, parleremo di insegnanti siciliani fuori sede che non riescono a rientrare nella nostra regione, applaudiremo i ragazzi sul palco, fanno veramente delle cose molto molto valide e poi andremo anche a casa di Giulia e incontreremo una persona afflitta che ha perso il figlio per la droga a Ballarò. Ma cominciamo innanzitutto con il centrodestra piglia tutto a Catania. Il centrodestra a Catania conquista 30 dei 36 posti al Consiglio Comunale ed è una maggioranza schiacciante. L'onda lunga del successo di Enrico Trantino, eletto con 85.625 voti, si rispecchia così nel civico consesso. Il maggior numero di seggi va a Fratelli d'Italia con 7, con il partito di Giorgia Meloni che ottiene il 15% dei voti che, sommati alle preferenze della lista civica Enrico Trantino, 8 e 7, sfiora addirittura il 24%. Seguono Forza Italia, 12% e Prima l'Italia, 11% con 5 ciascuno, Grande Catania ed Enrico Trantino sindaco per Catania con 4, Noi Moderati Democrazia Cristiana 6% con 3 e Noi con Sicilia Autonomisti Popolari 2. All'opposizione vanno 6 seggi, 1 per il candidato sindaco Maurizio Caserta, 3 al PD 8,57% e 2 al Movimento 5 Stelle 5,73%. Restano fuori da Palazzo degli Elefanti tutte le altre liste perché non superano la soglia del 5%. Out anche le liste di Cateno De Luca a sostegno di Gabriele Savoca. Sud chiama Nord si è infatti fermata al 3,25%. Lo sbarramento blocca anche Alleanza Verdi Sinistra Caserta Sindaco e l'ora del popolo è per Catania Maurizio Caserta. Suscita clamore il risultato della lista dell'ex ministro dell'Interno ed ex sindaco di Catania Enzo Bianco, dichiarato non candidabile per 10 anni dalla Corte d'Appello della Corte dei Conti, ha presentato una lista che faceva riferimento a lui con capolista la figlia Giulia. Con Bianco per Catania si ferma al 2,56% di preferenze. Tra i più votati del partito di Giorgia Meloni nel Consiglio Comunale di Catania, Daniele Bottino che ha ottenuto 2.318 voti, Andrea Barresi, ex assessore nella Giunta Poiese con 2.018 preferenze e Giovanni Magni, consigliere più votato tra i giovani candidati con 1.799 voti. Catania adesso una vicenda di cronaca che veramente sconvolge. Ricorderete a Paceco nel Trapanese un neonato abbandonato nelle campagne. Ebbene, i carabinieri hanno accertato che ad organizzare questo gesto così sconcertante sarebbero stati i giovani genitori, in particolare la madre, che è una ragazza minorenne che avrebbe pensato di fare questa terribile decisione. Vediamo. Da ieri i genitori del neonato abbandonato nelle campagne di contrada Sciarrotta a Paceco, un giovane di 19 anni e una ragazzina di 16 anni residenti nel centro storico di Trapani, sono agli arresti con l'accusa di abbandono e tentato omicidio in concorso. Ci sono voluti 8 mesi prima di arrivare a dare un volto e un nome ai genitori del neonato ritrovato il 4 ottobre scorso. Le indagini sono state svolte dai carabinieri della sezione operativa di Trapani e Paceco, coordinati dalle procure presso i tribunali di Trapani e per i minorenni di Palermo. Gli investigatori hanno ricostruito la vicenda. La ragazza avrebbe organizzato di compiere l'insano gesto insieme al giovane fidanzato, in particolare i due, dopo aver nascosto a familiari e amici la gravidanza, avrebbero deciso insieme di liberarsi del neonato. La notte del parto lo avrebbero così abbandonato in un terreno con la piena consapevolezza, secondo quanto ricostruito dai magistrati, di esporre il loro figlio non soltanto ad astratti ed eventuali pericoli conseguenti al suo stato di incapacità di difesa, bensì al rischio di una morte pressoché certa, evitata per fattori del tutto indipendenti dalla loro volontà. A ritrovare il piccolo avvolto in una coperta erano stati i proprietari di un terreno poco distante dal luogo dell'abbandono, attratti dai vagiti del bimbo. Dal quel momento i carabinieri hanno dedicato ogni energia per risalire agli autori dell'abbandono e del tentato omicidio. Un'indagine scrupolosa, sono state visionate ore di immagini della videosorveglianza, ascoltati i residenti della zona, i proprietari dei veicoli transitati nell'area, svolti accertamenti presso ospedali, pronto soccorso, consultori provinciali, medici di base, guardie mediche e presso gli istituti scolastici della provincia per acquisire ogni possibile elemento utile alle indagini. Il lavoro degli inquirenti ha consentito di stringere il cerchio attorno ai due presunti genitori, in particolare su una minore che già da diversi giorni non frequentava le lezioni, e di raccogliere gravi elementi indiziari a carico proprio della giovane. La conferma si è avuta dall'esame del DNA svolto dai carabinieri del RIS di Messina, che ha dato esito positivo. Quello estratto dalla placenta e quello acquisito dai campioni biologici della giovane erano
perfettamente sovrapponibili, con una probabilità che i carabinieri del RIS definiscono di 1 milione di miliardi rispetto all'opzione contraria. È una vicenda veramente che addolora, grazie al cielo il bimbo si è salvato, speriamo insomma, che le sue condizioni possano migliorare sempre di più. Adesso facciamo una breve pausa e poi torneremo con voi, naturalmente con i quotidiani, la rassegna stampa, ospiti e altre storie. State con noi, buongiorno Sicilia. 7:33, buongiorno Sicilia, le bellezze della nostra regione, riapre la villa romana di Realmonte nell'Agrigentino e andiamo a visitarla. È stata restituita alla comunità e ai visitatori la villa romana di Durrueli a Realmonte nell'Agrigentino. La villa si trova alla foce del fiume Cottone, nella baia tra Punta Piccola e Punta Grande. Si tratta di una vera e propria villa marittima di età imperiale risalente al I secolo d.C., decorata a mosaici con le terme perfettamente visibili e affacciata sul mare a poche centinaia di metri dalla Scala dei Turchi. Alla cerimonia di riapertura della villa anche l'assessore regionale ai beni culturali Francesco Paolo Scarpinato. Stiamo lavorando senza soluzione di continuità per dare lustro a un territorio ad Agrigento che per me ovviamente offre delle perle rare. Oggi siamo qui in questa villa meravigliosa, una villa ovviamente di età imperiale. Sostanzialmente restituiamo agli agrigentini un qualcosa di eccezionale, una perla rara, ma soprattutto rendiamo fruibile ai visitatori e quindi cerchiamo di dare un impulso importante al turismo per cercare di migliorare sempre di più un'offerta che deve diventare importantissima e si deve far trovare ovviamente pronta per Agrigento capitale della cultura. Il recupero e la manutenzione, curati e finanziati dal Parco Valle dei Templi, hanno permesso di rendere fruibili i mosaici, le terme e l'intera struttura che sarà aperta alle visite dal 1 giugno al 30 settembre, dalle ore 9 alle ore 19, secondo un piano di presenze contingentate e un progetto che prevede anche un percorso unico e un cartellone di spettacoli e incontri. La villa romana è già aperta al pubblico. Come per la Valle dei Templi di Agrigento, sarà Coop Culture il gestore dei servizi aggiuntivi. Beh, bellissima davvero, merita una visita. Allora sono le 7:35, il momento della rassegna stampa siciliana con Angelo Gagliano. E allora cominciamo e vediamo le prime pagine, direi dalla prima del quotidiano La Sicilia, l'apertura è dedicata alle elezioni. Evidentemente ci sono ancora degli aggiustamenti, ma ovviamente il dato ormai è definitivo. Il bottino del centrodestra in Sicilia, pubblica il quotidiano La Sicilia, la regione Schifani anticipa il check, Meloni a Trantino, il governo aiuterà la città di Catania. E poi PD e 5 Stelle. In crisi? Sono in crisi sicuramente perché i risultati sono davvero non in linea con quelle che potevano essere le aspettative. Esatto. Attenzione, leggiamo ancora, con i numeri reali la vittoria del centrodestra alle amministrative in Sicilia è chiara. Su 11 comuni con sindaci eletti al primo turno se ne aggiudicano ben 8, il borsino della coalizione e gli effetti sulla regione con Schifani che anticipa proprio un rimpasto. A Catania, Trantino incassa subito il sostegno della Meloni, il governo aiuterà la città. E poi vedi il psicodramma della sinistra, attenzione Dem dopo la sconfitta, la Schlein non va a Bruxelles e Conte chiude al campo largo. Questa è la situazione. Sì. Diciamo e lei ha rinunciato quindi a questa tappa a Bruxelles che aveva già previsto, quindi evidentemente si apre la discussione nel PD. Necessario. Adesso in Sicilia ancora si parla delle Camere di Commercio, il ministro Urso frena Schifani, si riapre la partita nel sud-est, il fronte del no in pressing sul ministro. Adesso invece vedete Mamma di Turchi e la Scala dei Turchi, nello specifico con questa bella foto, il parco archeologico della Valle gestirà la Scala di Realmonte, ma il proprietario dice non c'è nessun accordo. Questa è la situazione. Vicino lì c'è la villa di cui abbiamo appena visto. Esattamente. Poi una buona notizia, sempre sulla prima, alla 19 sull'autostrada sono stati riaperti i viadotti, 2 anni e mezzo per il maquillage ai 4 chilometri.
mettere. 2 anni e mezzo. 2 anni e mezzo per 4 chilometri, e non è mettere, male. diciamo, in qualche modo in linea questa autostrada che è tormentata con tantissimi cantieri. Ci sono una serie di notizie anche, una riguarda proprio la città di Catania, perché il ministro Musumeci sarà alla sfilata della festa della Repubblica del 2 giugno, e poi andiamo a Taormina, dove la polizia locale sta cercando degli rinforzi per l'estate. La situazione evidentemente... Ci saranno un sacco di turisti, è chiaro. Un accenno, un approfondimento dalle pagine interne. Enrico Bottino del centrodestra: i progressisti restano all'asciutto, chi vince e chi perde, le sfide nei comuni e lo scenario regionale. Praticamente c'è tutto un riepilogo, come potete vedere, una sintesi di quanto accaduto in Sicilia, in questa grafica che è pubblicata dal quotidiano La Sicilia, che mette insieme, insomma, i risultati della nostra regione. E poi ancora, a proposito di Sicilia, di elezione, la Meloni dice: aiuteremo Catania, Trantino pronto a varare la giunta con il pieno appoggio dei leader nazionali del centrodestra, prevarrà, dice, la logica della rappresentanza. Queste sono le sue Cioè, vuol dire parole. che saranno rappresentati tutti Quelli che hanno partecipato evidentemente a esatto. questa tornata elettorale. L'ANAS riapre gli edotti della 19, l'abbiamo detto, più di 2 anni e mezzo per rifare 4 km 300 metri fra Resuttano e Irosa sulla Palermo-Catania. Le migliorie sono state eseguite da 3 imprese siciliane con tutti i tecnici locali. C'è il plauso di Schifani. Come possiamo vedere, ci sono anche delle foto per immortalare questo momento in cui è stato riaperto questo tratto, questi viadotti sono stati restituiti alla fruibilità. E poi c'è una notizia che riguarda l'energia, perché il prezzo va giù alla produzione. Secondo i dati Istat, il calo sul mercato interno ha toccato il 3,5% e l'industria rallenta, diciamo meno consumi. L'elettricità scende abbondantemente sotto i 100 euro a megawatt, mentre ad Amsterdam il prezzo del gas si attesta a 25 euro al megawattora, cioè praticamente crollo davvero per quanto riguarda i titoli energetici legati proprio alla produzione di energia. Siamo alla Repubblica, le discese ardite e le risalite, per parafrasare Lucio Battisti, come possiamo vedere. Centro-sinistra, dopo la debacle alle elezioni amministrative, c'è la reso dei conti nel PD siciliano, Barbagallo sotto accusa, veleni anche su Trapani, unico risultato positivo. Centrodestra, ma là c'è stato l'apporto della Lega per il risultato di Tranquilla. Come dire, controtendenza sicuramente, un prevedibile anche. Imprevedibile. Esattamente. E poi centrodestra, vittoria indiscussa, ma si riflette sullo scarso contributo di Forza Italia, partito del governatore Schifani, che ora frena sul taglio dell'assessore ribelle Turano. Questa è la situazione. E poi qualche notizia che riguarda più la cronaca: l'AMAP ha 300 milioni nel mirino dell'inchiesta, la procura verso il no alla proposta dell'azienda. Altri 100 milioni da sequestrare. L'azienda aveva chiesto e chiede di sbloccare alcuni conti dove transitano gli stipendi dei dipendenti, ma pare che quindi la procura... 20 più 100 fa 120. Mamma mia. Vediamo che cosa... Vediamo che sviluppi ci saranno. Che sviluppi ci saranno per l'appunto. Poi pagine interne, attenzione, perché si dice e si legge: la Forza Italia di Schifani bocciata al primo esame, countdown per Turano, berlusconiani umiliati a Ragusa con lo 0,9% e senza eletti a Trapani, il governatore frena sull'assessore ribelle, dice prima i ballottaggi, mentre Fratelli d'Italia in testa a Catania. Come abbiamo detto poco fa. Esattamente, sono dati che riguardano ancora le amministrative. Per la vicenda AMAP, perché l'inchiesta si allarga, nel mirino ci sono altri 100 milioni di finanziamenti europei. La redazione dei bilanci consuntivi sarebbe oltremodo creativa per i finanzieri che stanno esaminando da giorni i libri contabili dell'azienda, quindi si parla di bilanci in qualche modo che non sarebbero in linea con le norme, con la legge. La procura è orientata verso il no, patrimonio sovrastimato, le proprietà per cui la società stima un valore di 11 milioni, secondo gli inquirenti non supererebbero i 6. Una discrepanza da questo punto di vista. Approfondiremo poi alcuni temi, ne segnalo soltanto uno, Michele, perché stamattina ne parleremo, ma velocemente: emergenza crack, appello dell'arcivescovo, la mafia uccide i nostri figli con la droga. Ne parleremo stamattina, sì, un tema una che toccheremo. terribile.
Siamo al Giornale di Sicilia. Hai ancora tempo, c'è un bel po' di tempo. Abbiamo ancora da leggere perché dice la regione è tempo di rimpasto. Fratelli d'Italia vuole fuori dalla giunta Turano, scaricato pure dalla Lega, ma rischiano anche altri. Le scorie delle spaccature elettorali a Trapani agitano il governo, mute il Borsino, in discesa Volo, Scarpinato e Amata, in rimonta invece Falcone. Questa è la situazione. Poi bella quella foto. La foto dice il flop del fronte progressista a sinistra. Bella, però loro non sono contenti. Assolutamente, ci sono insomma facce un po' buie da questo punto di vista. La scala dei turchi fruibile ma per pochi e si paga il biglietto, ingresso solo su prenotazione, protocollo tra il parco archeologico della Valle dei Tempii e il comune di Realmonte, saranno abbattute le barriere architettoniche. Quindi si pagherà adesso? Si pagherà un biglietto. Questo anche per evitare i danneggiamenti che abbiamo visto l'anno scorso, tinture, cose. Esatto. Poi a proposito dell'inchiesta AMAP, liberati i conti, dice l'AMAP, per gli stipendi e bloccati altri beni. L'inchiesta sulla municipalizzata, i vertici dell'azienda offrono quasi 30 milioni fra immobili ed altre liquidità per modificare il sequestro. La decisione passa dalla Procura europea. Vedremo. Un grosso nodo questo, andrà a finire questa storia. E poi violenza e stalking, assolto in appello il patron della KSM, ribaltata la sentenza di primo grado. Rosario Basile era accusato di molestie nei confronti di una dipendente con cui ha avuto un figlio, stesso verdetto per altri due imputati. Non è assolto. È stato assolto in secondo grado. E poi siamo adesso anche alle pagine della Gazzetta del Sud. Il voto nel Messinese, questa è l'apertura, conferme e novità che arrivano da questa zona della Sicilia. Il verdetto delle urne potrebbe avere un effetto domino sulla giunta Schifani, ne abbiamo già visto, si parla anche già di un possibile aggiustamenti. Esattamente. E poi leggiamo ancora la bomba pensioni preoccupa il governo. Qua è una storia questo è un tema su cui praticamente anche i quotidiani nazionali in qualche modo insistono. Palazzo Chigi, un osservatorio sul potere d'acquisto, energia, industria rifiata intanto, fisco, inflazione, tutela sul lavoro, sono state presentate le riforme ai sindacati e anche alle aziende e vedremo che cosa ne verrà fuori. La batosta alle urne, la Schlein riflette, Conte frena sul campo largo, non c'è intesa su quel fronte politico, difficile al momento alleanze che si possano realizzare non sa se vale la pena. Esattamente. Poi c'è una notizia che non fa bene alla nostra Sicilia. A Santa Teresa di Riva siamo nel Messinese, liquami in spiaggia per la terza volta in 5 giorni. Insomma, evidentemente adesso che arriva la bella stagione, questi episodi, ancora una volta il vetusto sistema fognario va in tilt e a pagarne le conseguenze è il pregiato litorale. Cioè le fognature che non funzionano. E poi tutto viene sversato, viene riversato sul mare, le spiagge pagano le conseguenze. Che peccato lì. Una notizia che troveremo sui quotidiani nazionali, Michele, colpiti 2 palazzi a Mosca, ma sui droni ci sono versioni diverse. Sì. Questa è la vicenda internazionale. Gli hanno tirato i droni praticamente nelle finestre del Cremlino. Cioè... E gli ucraini dicono: ci siamo contenti, però noi non c'entriamo, quindi prendono le distanze. Scusate se sorridiamo, però, è una cosa drammatica, ma... È una storia strana questa, è una guerra mediatica sicuramente, dove ognuno poi chiaramente prende le parti. No, perché arrivare a colpire una finestra del Cremlino è una cosa che non è mai successo e non mai uno avrebbe potuto immaginare. Per cui o se la sono fatta loro o sono i terroristi, come dicono i russi, oppure sono gli ucraini. Oppure potrebbe essere, sai, questa frangia di ribelli interni che insomma, ha deciso in qualche modo di mettere in difficoltà il Cremlino. Abbiamo ancora forse da leggere qualcosina, una pagina soltanto da quelle interne della Gazzetta del Sud, perché parliamo di Camere di Commercio, si parla di rivolta. Ben 45 associazioni di categoria su 46 hanno bocciato l'ipotesi della fusione tra Catania
Catania, Siracusa e Ragusa, trattativa tra il Ministero delle Imprese e la Regione. Questa è la ragione di quel CAMCOM di cui da giorni parliamo. Esattamente, si parla tanto e le indicazioni sono emerse. Fra Catania, Siracusa E quindi c'è il ministro Urso che sta cercando adesso di trovare la sintesi e vedremo che cosa succede. Perfetto, grazie per la rassegna siciliana, perdonateci per le risate, ma delle volte la mattina il sorriso, ma le cose sono molto serie. 7:47, fra pochissimo andremo sulle pagine nazionali ancora con il nostro Angelo Gagliano. State con noi, buongiorno Sicilia. Un saluto e ben ritrovati da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Un avvio della giornata di mercoledì nel complesso discreta con cieli sereni o parzialmente nuvolosi, ma nella seconda parte del giorno segnaliamo la possibile formazione di temporali, specie sui rilievi. Nel corso della giornata di mercoledì tempo a tratti instabile anche sulla Sicilia, in particolar modo sui settori interni e sulle coste settentrionali. Fenomeni localmente anche a carattere temporalesco ma in forma isolata e di breve durata. Temperature massime senza particolari variazioni con valori che potranno ancora raggiungere i 26-27 gradi, caldo ma senza eccessi. Nel corso della giornata di giovedì condizioni di variabilità, giornate infatti di alternanza tra sole e nubi con qualche possibile fenomeno associato, specie sempre nella seconda parte del giorno. La ventilazione debole o a regime di brezza lungo le zone costiere con mari prevalentemente calmi. Temperature massime che si manterranno pressoché stazionarie con valori compresi tra i 23 e i 25 gradi. Ulteriori dettagli da approfondimenti vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Eccoci qua, di nuovo insieme, 7:48, buongiorno Sicilia, con Angelo Gagliano che ci presenta la rassegna stampa nazionale. Allora, noi abbiamo chiuso con la notizia dei droni a Mosca, è notizia che ritroviamo in prima pagina sul Corriere della Sera, perché vedi droni su Mosca e c'è l'ira di Putin, prima incursione in un'area residenziale russa, l'Ucraina dice noi non c'entriamo, colpiti 3 edifici nel quartiere dell'Elite proprio della città, l'azione dopo un bombardamento su Kiev, proprio per questo forse in Russia si pensa che sia una sorta di rappresaglia. Non è il Cremlino, ho sbagliato poco fa, sono 3 edifici nel quartiere residenziale Elite, quartiere del centro della città, quindi insomma vedremo quali sviluppi prenderà questa vicenda. E poi il Presidente della Repubblica Mattarella, Romagna ferita ma siamo tutti con voi, queste le sue parole, ieri ha sorvolato in elicottero la zona alluvionata assieme al Presidente della Regione, è stato a contatto con gli abitanti, insomma ha fatto sentire che l'Italia, lo Stato è vicino. Non li lascia soli. Esattamente a quest'area. E poi un'altra zona calda, è diventata di nuovo calda, la zona, vedi, del Kosovo, là c'è tutta una situazione particolare, sì. Zvekan diventa una polveriera, i serbi in piazza, il Kosovo è nostro, NATO, altri 700 soldati, insomma. Ma lì se non ho capito male, il motivo del contendere, per modo di dire, perché poi lì è armato il contendere, è che gli albanesi del Kosovo hanno indetto le elezioni amministrative in alcune città che i serbi considerano loro, ancora loro, quindi non gli sta bene che questi indicano le città e reagiscono in questa maniera violenta. Quindi è un'area anche questa da attenzionare. Poi una notizia che deve fare pensare, perché non è la prima volta che la ritroviamo e quindi riflessione attenta, con l'intelligenza artificiale c'è il rischio estinzione per l'umanità. A parlare, attenzione, sono i big proprio della tecnologia. L'intelligenza artificiale potrebbe anche diventare una minaccia per la sopravvivenza dell'umanità. Imprenditori, ricercatori, esperti del settore hanno firmato un appello per sensibilizzare i sistemi politici e sociali a intervenire per evitare il disastro. Cioè, prima la fanno e poi dicono rischiamo fare attenzione di essere distrutti. E quindi questa è una riflessione attenta stamattina. Sì, durerà parecchio questa questione, questo tema. Nel Partito Democratico c'è tensione sulla Schlein, basta fare da sola, le voci nel partito, subito un vertice, quindi insomma c'è l'accerchiamento in qualche modo nei confronti del segretario del partito. E poi abbiamo parlato nei giorni scorsi, se ne è parlato tanto di questo accoltellamento della professoressa, è stato arrestato il 16enne che ha accoltellato la prof, l'accusa è tentato omicidio aggravato e a Milano c'è un altro mistero, incinta di 7 mesi
mesi scompare dopo la lite con il fidanzato. Quindi sono due fatti di cronaca che ritroviamo sul Corriere della Sera. Andiamo su Repubblica, il tema qui invece è subito politico. I tormenti del Partito Democratico dopo il voto amministrativo, perché il giorno dopo la sconfitta la Schlein deve fare i conti con il clima teso nel partito, datemi più tempo, dice, ma le correnti rialzano la voce, c'è il gelo di Conte, Meloni non si batte con i campi larghi, le opposizioni forzano il governo sul MES, ratifica in aula il 30 di giugno. E poi parla Franceschini, dice Elli non ha colpe, la svolta ci sarà alle europee. Fra un anno. Si guarda insomma 24. alla distanza il tempo di poter organizzare evidentemente le strategie. Di nuovo quanto accaduto a Mosca, su Mosca pioggia di droni ucraini, l'ira di Putin dice reagiremo. Repubblica li dà per certi, ucraini, sono droni ucraini. E poi scintille in Kosovo, la NATO invia altri 700 nuovi agenti e questa è la situazione che si sta palesando, che si sta diciamo... Scusa, quella folla lì nella fotografia chi Qua è? siamo nello spazio, per nello qualche spazio. ora, diciamo, eccolo qui, per qualche ora presenze senza precedenti, record nello spazio, 17 astronauti in orbita dalla Stazione Spaziale Internazionale, una parte dei 17 astronauti attorno alla Terra. Questa è bella foto, voglio dire, siamo Molto bella. Siamo a chilometri, a centinaia, migliaia di chilometri dalla Terra. Adesso La Stampa, anche qui i temi sono di carattere politico, con questa apertura in Italia involuzione autoritaria, c'è un'intervista a Prodi, il governo vuole tutto, la Schlein doveva schierarsi contro i contestatori di Roccella. Sono le parole di Romano Prodi. E ancora, per restare sulla prima pagina, prof aggredita in aula, arrestato il 16enne, il collasso educativo di scuola e famiglia. Questo è un tema, diciamo, piuttosto interessante, anche questo da attenzionare. Si parla anche di sindacati, fisco, offerta Meloni a Landini, ma non basta quella che è stata l'offerta ieri di Giorgia Meloni, che ha aperto ai sindacati, ha ricevuto i leader di CGIL, CISL e UIL, anche l'UGL, la Confasal e al fianco ben 12 ministri, ha annunciato l'apertura di un tavolo a tutto campo su salari, potere d'acquisto, pensioni, precarietà, contratti, insomma tutto. I 3 sindacati confederali incassano la convocazione, è archiviata dopo 2 mesi di mobilitazione, ma diciamo non vanno oltre, si fermano lì, bisogna approfondire evidentemente questo tema. E poi c'è la fotonotizia che riguarda la città di Torino, la capitale dell'economia. A Torino via al festival con premi Nobel e ministri, la terza, col sovranismo non si batte la crisi. Questa è insomma poi è un festival dell'economia. Festival dell'economia. Lasciamo la prima pagina della Stampa, siamo adesso sul Messaggero. Eccolo qui il titolo: fisco piano per i redditi bassi, quindi ci sarebbe un piano. La Meloni incontra i sindacati e le categorie, ampliamo il primo scaglione dell'IRPEF, lavoro e incentivi per i contratti stabili di donne e giovani, previdenza, faro sulla spesa. Questa è la situazione. E poi il giallo del vertice sulla barca degli 007 affondata nel lago, è indagato lo skipper, israeliani già rimpatriati, inchiesta sui motivi dell'incontro finito in tragedia. C'è stata questa tragedia tutta da approfondire. Tutta da approfondire, vedremo che cosa... Sul lago Maggiore. Esattamente, c'è stata questa... Senti, questa fotografia non la facciamo vedere ai colleghi romanisti, non diciamo i nomi. Assolutamente no, però oggi insomma c'è l'esodo da Budapest, una notte giallorossa, quello che si attende è una 20.000, saranno 20.000 circa i tifosi stasera per la finale dell'Europa League, la mia finale a distanza pensando a papà, comunque chiaramente il riferimento è sempre a Mourinho, no? Certo. Stasera la Roma si gioca questo, diciamo, questo trofeo importante, sicuramente, che potrebbe dare prestigio ancora una volta al tecnico che è uno specialista in Europa. Attenzione all'apertura del Fatto Quotidiano, cosa si scrive in prima pagina: la destra frega il seggio a chi ha vinto e lo dà a chi ha perso, colpo di mano per Gentile e diciamo, il Movimento 5 Stelle occupa la giunta delle elezioni. Cerchiamo di capire. Scippo elettorale. Uno scippo
scippo elettorale un emendamento per regalare al forzista Trombato il posto della Orrico del Movimento 5 Stelle, quindi sono sempre questioni... Beh, ha scoperto Travaglio questa cosa qua. E Bene. qui Ma vedremo. la mette in evidenza sulla prima pagina, poi vedremo se ci saranno altri risvolti. Attenzione al giornale. Elli in crisi di nervi, il PD la scarica già, esaltata e abbandonata. La sintesi il giornale già la dà per perduta. Esattamente, in questo momento. Poi si torna a parlare del MES, l'abbiamo già visto da qualche parte, qualche altro quotidiano, il MES in Parlamento alla fine di giugno, un mese per l'intesa. Cioè il MES è il Fondo Salva Stati, a quanto pare forse noi cominceremo... Ci stiamo pensando ad aderire per avere poi altri vantaggi sul PNRR, eccetera. Insomma, sempre un compromesso, no? In qualche modo si trova. Dopo il tracollo, non statemi addosso, esplode la Schlein. Questo è il pensiero di Libero, è ancora il PD, processa la segretaria, mai amata, nelle chat i compagni la sfottono, scrive ancora Libero, eppure Conte frena sulle alleanze, vuole affondarla. Insomma, ci va duro, Libero evidentemente capisce che è in difficoltà e quindi Conte cercherà in qualche modo di ritrovare consensi. E poi vediamo... E poi c'è questa fotonotizia, attenzione perché Alisa, cacciata dalla Gay Pride per i complimenti a Giorgia, ha osato dire questo premier mi piace. Niente meno. Fotonotizia per una polemica evidentemente politica, che non mancano mai le polemiche. Per la Schlein è già conto alla rovescia, la verità è durissima. Dopo la GAF, la sconfitta alle amministrative nel Partito Democratico, sono in molti a scommettere che la segretaria ribattezzata Elli Nein, tedesco no? Elli che dice no. Ok, in questo senso non resterà in carica fino alle elezioni europee, quindi insomma altro che, come dice Franceschini, ci sarà la svolta, in vista delle quali c'è movimento pure nel centrodestra. La Lega cerca una nuova casa. Italia e Francia fermano la follia, Euro 7 da approfondire. Nuovi armamenti, nuovi aerei. Vediamo che cosa, ci saranno evoluzioni, abbiamo il tempo per leggere sicuramente Avvenire, perché è un titolo, come sempre Avvenire ha dei titoli particolari e soprattutto suoi. Maternità surrogata, netto no da sinistra, intellettuali, esponenti del PD e femministe per confermare il divieto, anche con bando ONU. Questo è quello che scrive stamattina Avvenire, che poi parla ancora della visita di Mattarella e in Emilia-Romagna, visita e rassicura, non sarete soli. Il governo pronto al 7° decreto armi, invece, scrive. Per aiutare l'Ucraina? Per aiutare l'Ucraina, lo scrive sulla prima pagina anche Avvenire. Il manifesto, attenzione perché qui... Questa è la foto. Questa è la foto. Il pugno a Mosca, attacco di droni nel cuore di Mosca, danni lievi, ma lo shock è grande, ora la capitale russa è a tiro. Terrorismo, dice, per Putin, a cui il Sudafrica potrebbe concedere l'immunità per un vertice, perché c'è sempre questo mandato di cattura internazionale e quindi deve possedere, non può uscire dalla Russia. Il Partito Democratico intanto e il Movimento 5 Stelle raccolgono i cocci del voto. Visto dal manifesto, insomma, è un titolo piuttosto forte questa mattina. Sono le 8, tiriamo un sospiro, facciamoci una risatina con gli amici di Insieme. In Italia col cucchiaio di legno si cucina, in Sicilia con cucchiere legno si capodda. Sto al 3° mese di aranginanza e visto che l'ho concepita a Palermo è femmina. Arangina! A Catania che cosa si parla? Che lingua si parla? Il cataniano. Solo questa settimana, se mi prendi 2 artisti, al terzo ti faccio anche la fattura. Insieme Show, la replica. Ogni mercoledì e venerdì in seconda serata su Antenna Sicilia. Eccoci di nuovo insieme, sono le 8:01, abbiamo un ospite e diamo con molto piacere il benvenuto a Cettina Brunetto della Federazione Lavoratori della Conoscenza, il sindacato degli insegnanti. Perché l'abbiamo ospitata? Perché ogni anno è la stessa cosa, migliaia di docenti siciliani assunti al nord o nelle regioni dell'Italia centrale chiedono di poter tornare in Sicilia, essere trasferiti, ma la maggior parte resta delusa. Sono oltre 15.000
Sicilia che lo scorso mese di marzo hanno fatto questa richiesta, il grosso quasi 6.000 lavorano in Lombardia, ma anche in Piemonte, in Veneto più di 3.000, altri 3.000 e passa da Emilia Romagna, Toscana e Lazio, ma a ottenere la cattedra in Sicilia qualche giorno fa sono stati soltanto meno di 1.600. È così, è giusto, professoressa? Sì, esattamente. Noi abbiamo, purtroppo scontiamo la nostra insularità, non solo per quanto riguarda la condizione geografica, ma anche dal punto di vista del lavoro, perché il lavoro, come sappiamo benissimo, non ce n'è, e quindi chi vuole investire su se stesso e le famiglie che investono nella preparazione e quindi nella formazione di personale che purtroppo non trova collocamento nella regione, deve necessariamente spostarsi nelle regioni del centro-nord. Perché desiderano? Per amore di patria, per voler tornare a casa, oppure ci sono altre ragioni? Allora, diciamo che l'organico che viene dato alle regioni del nord sicuramente è maggiore perché la popolazione numericamente è più elevata, però c'è anche un discorso di tempo scuola, perché nel centro-nord noi vediamo scuole con tempo pieno, mentre al sud il tempo pieno, specialmente a Catania, abbiamo l'8%, per capirci. Quanto è? L'8%. 8. Mentre al nord abbiamo le medie del 62-63 nelle grandi città. Quindi è chiaro che questa dimensione crea una disparità non solo per chi deve andare a trovare lavoro al nord, ma anche per gli alunni che in Sicilia non trovano quell'offerta formativa che viene assicurata alle regioni del nord. E questa è anche una delle ragioni per cui alcuni insegnanti manco fanno la domanda per tornare, è vero? Ma è chiaro, perché se io mi devo spostare, sostenere delle spese, perché spostarsi dalla Sicilia, lo sappiamo benissimo, la mobilità in Sicilia dal punto di vista ferroviario è quella che l'unica possibilità per viaggiare è quella aerea, e noi sappiamo che i biglietti aerei purtroppo, nonostante i vari impegni dei vari politici di turno, sono rimasti sempre molto elevati. Come no? Noi combattiamo per esatto, questa cosa, quotidianamente con questo problema. Siamo con voi. E quindi ogni famiglia che decide, un insegnante che come età media abbiamo 50 anni, si sposta, quando già ha messo radici nella propria regione con mutui a carico della famiglia, deve sostenere per avere un posto stabile questa emigrazione, si fa un sacrificio enorme, ma che incide nella vita quotidiana di queste famiglie. E con gli stipendi che non sono altissimi. Gli stipendi sono stipendi che sono rimasti fermi, a parte l'ultimo contratto del novembre 2022, sono stipendi che già faticavano, perché mediamente un insegnante prende 1.500 euro al mese. Mamma mia, ma è vero che sono i più bassi d'Europa? Sicuro, questo è certo. Questo è certo. Noi siamo tra non solo d'Europa, ma anche nel pubblico impiego, a parità di mansione, noi siamo quelli meno pagati. Nonostante l'alta qualità della professione, perché in genere sono tutte persone laureate che hanno fatto dei master, che sono formati negli anni e quindi hanno sostenuto delle spese ingenti. E vi trovate spesso di fronte a episodi incresciosi, comprese le violenze. Ora, l'ultima gravissima di cui abbiamo appena parlato, di cui tutta l'Italia parla, questo studente che ha accoltellato con un pugnale, una cosa enorme, l'abbiamo visto nelle fotografie, la professoressa, ed è accusato, adesso non a caso il GIP o il GUP, non mi ricordo, lo ha accusato di tentato omicidio. È chiaro che la situazione in cui si trovano ad operare diversi insegnanti è una posizione estrema, perché ci sono classi con 30-35 alunni, specialmente nelle scuole secondarie, quindi avere un rapporto, stabilire un rapporto con gli alunni che possa essere proficuo e seguire anche i casi più delicati diventa molto complicato, per cui si affrontano con grande buona volontà e con grande passione questo lavoro, però spesso succedono ultimamente questi episodi, cosa che prima magari non capitava. Forse perché, appunto, stava dicendo, non si riesce nemmeno ad avere il tempo, il modo per seguire come si dovrebbe seguire. Ma effettivamente se si desse più tempo scuola di qualità,
si assicurasse la permanenza dei docenti nella stessa scuola per un certo numero di anni, in modo che si possa costruire questo rapporto. È chiaro che la qualità aumenta, ma se in Italia abbiamo qualcosa come 200.000 precari nel mondo della scuola. 200.000? Esatto. Questo ce lo segniamo, questo dato, certo, che ci servirà per altri perché sono contratti che dibattiti. si fanno annualmente, si stipulano annualmente e annualmente poi decadono o al 30 giugno o al 31 di agosto e a settembre si ricomincia con la stessa data. E questo è il danno. È un incubo, perché e certo, le famiglie, cioè, che devono sostenere, non sanno il prossimo anno dove andranno a lavorare i docenti e cosa troveranno e dove troveranno questa collocazione. Tra l'altro le volevo dire questo, tra l'altro noi a questa scuola qui chiediamo tantissimo, perché ogni volta che c'è un problema è la scuola che lo deve risolvere, esatto. Se ne deve occupare la scuola, perché le famiglie sono quelle che sono, la scuola però se ne deve occupare. Ma la scuola, diciamo che si fa tanto carico, se noi consideriamo che gli anni di pandemia sono stati salvati anche dalla scuola, la tenuta sociale della comunità tutta è stata tenuta anche, non solo dico dai medici che sono prestati, ma anche dagli insegnanti, dalla scuola, dal personale ATA che in estrema gravità ha garantito la salvezza dell'anno scolastico, perché quegli anni potevano anche essere persi. Questa è una cosa importantissima, ha fatto bene a metterla in evidenza, perché non è sottovalutata un po' da tutti, anche dai mezzi di comunicazione. Ma infatti noi scontiamo comunque un'opinione pubblica che ci definisce come quelli che abbiamo 3 mesi di ferie, quando noi sappiamo benissimo che adesso ci saranno gli esami di Stato e le tabelle di pagamento risalgono al 2007. Sì, le risorse sono sempre poche. Le risorse sono pochissime, tra l'altro con la nuova legge di bilancio non ci sono stanziati soldi per la scuola. Caspita, e anche gli edifici sono quelli che sono. Gli edifici, noi sappiamo Catania in che condizioni è, speriamo adesso che con la nuova stagione e comunque con i fondi del PNRR si possa un po' sopperire a quelle che sono le defaillanze o comunque le situazioni di grave disagio a livello sia del Comune di Catania ma anche della provincia, in modo che da poter dare degli ambienti quantomeno sicuri. Ecco, non dico accoglienti, perché poi ci sono delle eccellenze, ci sono delle scuole che hanno con grande sacrificio del corpo docente, del personale ATA, dei dirigenti, hanno dato come dire, delle situazioni di scuole abbastanza accoglienti, ma purtroppo non sono la regola. Ma quindi a Catania arrivano i fondi PNRR per la scuola? Certo. Anche in Sicilia in generale? Certo, arriveranno questi fondi, però abbiamo dei tempi di applicazione molto contingentati, per cui si rischia di perderli. Al solito, cioè o avete i progetti oppure i soldi. E quindi sappiamo benissimo. I progetti, scusami Michele, sappiamo qual è la situazione dell'edilizia scolastica, esatto. E non si è mai fatto un piano per sistemare queste scuole. Ora si spera, io mi auguro che ci sia la buona volontà di tutti, da parte della politica e poi ma anche da parte sindacale, perché noi saremmo felici di poter contribuire a creare delle condizioni affinché questi soldi venissero spesi per eliminare quel gap che c'è e che probabilmente andrà a peggiorare col discorso dell'autonomia differenziata. Perché il disegno Perché quello secondo voi peggiora le cose? Certo, perché se noi già abbiamo un gap enorme. Io leggevo sulla stampa quanto si spende per un cittadino del nord, intorno a 17.000 euro, mentre per un cittadino del sud 13.000 e qualcosa. Quindi abbiamo sono dati che voi avete sicuri? Dati sicuri, sì, ho ascoltato. Cioè, si spende, in che cosa vuol dire questa differenza? Cioè, in che cosa si traduce? Che per esempio un bambino di Trento ha 2.230 euro di disponibilità, mentre un bambino di Reggio Calabria ne ha 116, mi pare. Mamma mia. Quindi è questa la situazione che vivono gli insegnanti sia al sud, con la mancanza appunto di strutture, ma anche chi si deve spostare al nord perché ha poi il gap dei pagamenti, certo, dei biglietti e della vita che si fa separati in casa, diciamo, perché è chiaro che se poi un genitore deve trasferirsi e non può seguire i figli adolescenti oppure bambini è un grave disagio. Una volta voi eravate considerati quelli con la vocazione, ora come è cambiata la... Allora io devo dire che più che vocazione direi passione, perché io sono insegnante e ho lavorato per oltre 30 anni nella scuola e veramente se uno ci crede in questo lavoro ti prende e si riescono ad avere grandi risultati, perché non a caso abbiamo delle eccellenze anche al sud e molti giovani poi sono costretti ad emigrare e quindi noi formiamo al meglio questi giovani e poi per una questione di occupazione e di mancanza appunto di possibilità sono costretti ad emigrare, nella migliore delle ipotesi al nord, ma anche poi all'estero. Quindi nonostante tutte le difficoltà che abbiamo appena elencato, che è un cahier de doléances, esatto, che non finisce mai,
Però il vostro ruolo rimane un ruolo veramente È importantissimo. centrale, ma diciamo che la Mandrai definiva la scuola il cuore pulsante della democrazia. Quindi se noi non foraggiamo, non incentiviamo e non creiamo delle condizioni ottimali affinché la scuola possa esprimere al meglio per evitare quel gap che c'è non solo tra nord e sud, ma anche tra chi si può permettere una scuola e chi non se la può permettere, perché poi, adesso lo dobbiamo dire, molti giovani vanno a studiare nelle università del nord perché la proposta che fanno al nord sicuramente qualitativamente è migliore e quindi c'è anche questa emigrazione degli studenti. Da sud, no? Da sud al nord. Per concludere, perché lei ci ha veramente dato un quadro che ci ha fatto, come dire, risvegliare sulla questione della scuola, sulla quale si dicono tante volte luoghi comuni, eccetera, anche noi giornalisti. Però questa questione del rientro a sud, cosa si può fare? A che punto siete? Avete aperto un'avvertenza, un discorso col ministro? Allora, il discorso è uno: se noi riusciamo ad aumentare il tempo scuola in modo stabile, cioè in modo organico, non con dei progetti estemporanei che si possono, come dire, attivare nell'arco dell'anno, ma dare un maggiore organico, cioè maggior numero di personale necessario per garantire delle classi che siano, come dire, gestibili, affinché non si verifichino quell'episodio che si è verificato ad Abbiategrasso. Per questo è il passaggio, potrebbe essere questo? Certo, sicuramente è dare maggior organico e maggior tempo scuola. È solo così che noi possiamo venire fuori. Ne state parlando con il Ministero dell'Istruzione? Certo, noi abbiamo una contrattazione aperta per quel che riguarda il contratto, che come dicevamo prima insomma, sono dei contratti che in questo momento non prevedono nessun centesimo. No, perché c'è una grafica che prima passava Michele che sottolineava la differenza, se la grafica la regia ce la può fare rivedere, non questa, quella degli stipendi, quella degli stipendi. Vediamo dei quella degli professori. stipendi, per favore. C'è una differenza, se riusciamo dalla regia a farla vedere, che è impressionante. Non sono queste. No, andiamo più avanti. C'è una grafica con una serie di numeri veramente impressionanti. Un dislivello pazzesco, cioè in alcuni stati si arriva anche a 54.000 euro di stipendio. In Germania, eccola qui, guardate. Vediamola. Eccola qua. La professoressa, si giri di qua. No, la può vedere, guardi. Germania da un minimo di 54.000 a un massimo di 85.000, Spagna 30,49, Francia 26,50, Italia 24,40. Esatto, a fine carriera, se ci si arriva. A fine carriera, sottolinea giustamente la professoressa Cettino, è bravissimo Angelo che ci ha fatto vedere e toccare con mano, come dice, questa differenza. Bene, facciamo molti auguri, molti complimenti per le cose che ha detto e per il lavoro che portate avanti. Abbiamo capito molte cose e siamo naturalmente consapevoli voi per lo solidari con lei, e con voi. La Federazione dei Lavoratori della Conoscenza, Cettina Brunetto. Grazie professoressa, facciamo una breve pausa, poi parleremo dei ragazzi, e questi sono ragazzi molto validi, sono ragazzi che salgono sul palco e fanno delle cose importanti. State con noi, buongiorno Sicilia. Ore 8:15, di nuovo buongiorno Sicilia, abbiamo due ospiti, benvenuti, siamo molto lieti di averli con noi, Monica Felloni che è una regista e Piero Ristagno che è direttore artistico di Neon. Cos'è Neon? Neon è un'associazione culturale nata nel 1989, soprattutto si occupa di teatro. Però poi negli anni abbiamo maturato anche altre attività editoriali, per cui c'è Neon Edizioni e Neon Cinema con la produzione di alcuni corti cinematografici. Caspita, dove avete sede? A Catania. A Catania, fantastico. Dal 1989. Bellissimo davvero, quante cose si scoprono. Neon mette con il contributo importante di Monica Felloni e dei ragazzi, di cui ora parleremo, sul palco Agamennone, niente di meno. Lei è la regista, è vero? Di che si tratta? Come avete organizzato il tutto? Ieri sera siamo andati in scena con Le Troiane, con Liceo Ospedalieri, e questa sera invece con Agamennone, con il Liceo Boggiolera. Quindi fate due due tragedie greche. E quali studenti avete coinvolto? Ragazzi dai 14 anni ai 18. Ma di quale scuola? Un po' di tutte quelle scuole, sì. E quindi il lavoro è molto corale ed è
ed è uno spazio creativo, no? Si prova per mesi, è proprio la parola anche provare è importante, nel senso darsi un tempo di libertà creativa, e che loro sono molto bravi in questo. Sono delle superiori? Sono delle superiori, sì. Quindi, se non sbaglio, stasera è stasera che debutta l'Agamennone. Sì. Agamennone di Esquilo, una delle tragedie greche più importanti, più famose. Io me la ricordo con Vittorio Gassman a Siracusa, figuratevi. E questa sera alle 20:30 all'Istituto Ardizzone Gioieni, scusate. L'8 giugno invece all'Auditorium Vespucci abbiamo invece una... No, l'8 giugno sempre Agamennone, il 6, ancora Agamennone. Il 6 invece siamo a Via Grande Studios con un lavoro con il Liceo Majorana di San Giovanni La Punta, con i ragazzi su un testo di ispirazione di Roversi che si intitola Libri, insieme alla nostra compagnia di Corpi Insoliti Neon, che è formata da... come possiamo dire? Perché avete scelto Agamennone? Agamennone è una tragedia greca bellissima, come tutte le tragedie greche esprime lati profondi dell'umanità, della personalità umana, ma insomma questo è molto impegnativo. Questo glielo dico io, perché noi lavoriamo in continuità, cioè abbiamo scelto le troiane, a prescindere in qualche modo anche dalle scuole con le quali poi abbiamo e continuiamo a collaborare. Le troiane, che anticipa drammaturgicamente Agamennone e con l'idea di realizzare il prossimo anno, perché Agamennone è il primo testo delle Orestiadi. E il prossimo anno vogliamo fare le Coefore e le Eumenidi. Quindi diventa un lavoro di un testo che è le troiane, che si sviluppa. L'esperienza col Majorana, che è su libri di Roberto Roversi, questo è veramente importante per noi, dentro una nostra continuità di lavoro, perché abbiamo elaborato un'idea che è quella di spazio roversiano, dedicato a Roberto Roversi, che è il nostro punto di riferimento poetico nella nostra elaborazione teatrale, cinematografica, editoriale, che è un poeta straordinario nella nostra vicenda proprio di creazione poetica. Certo. Allora, come spazio roversiano ci sarà questa esperienza estremamente importante e anche con dei rischi artistici, di questo incontro fra un laboratorio con Lettore Majorana di San Giovanni La Punta, del Polivalente, e il laboratorio Corpi Insoliti, che è il laboratorio di Neon, da dove vengono fuori le star di Neon Teatro. E c'è una bellissima risposta da parte degli studenti, no? Sì. Meravigliosa. Cioè, se volessimo sfatare tutto ciò che può essere detto in qualche modo con una disillusione o con la frustrazione di noi non più adulti, perché siamo oltre, è proprio averci a che fare. Averci a che fare, lavorarci, ma lavorarci in una dimensione di ricerca del linguaggio e della comunicazione che parta da loro. Caspita. Che parta da loro. Che la nostra esperienza in Neon Teatro è determinata. E che fa, come dire, mette in soffitta tutti i luoghi comuni su cellulari, social, ma sono degli strumenti meravigliosi. Sì, per carità, li usiamo nel tutti. Senso che, certo che li usiamo tutti, ma quello significa che loro, mano a mano, hanno una capacità di comunicazione che è superiore. È come intasata, è ingolfata. Sì. Il problema è che è ingolfata. Perché non c'è altro, perché è solo quello che arriva, forse. Però quando glielo offri come esperienza che loro possono fare, loro ci stanno. No, la mia curiosità è che quanti sono i ragazzi con cui lavorate? Perché immagino tanti, cioè saranno un centinaio, no? Complessivamente sì. E quindi insomma significa che bisogna avere a che fare con 100 ragazzi che arrivano da scuole diverse
e con magari un bagaglio culturale che non è per tutti quanti uguale. Che è diverso. E quindi ritrovarsi tutti è un'esperienza... Ma è meravigliosa, perché il bagaglio culturale, che è diverso chiaramente rispetto alle esperienze anche personali che hanno i ragazzi, hanno in comune l'essere ragazzi, l'essere giovani e frequentare una capacità e una possibilità di comunicazione che fra loro si intendono. Questo è molto bello e ci fa capire molte cose, fa gioco di molti luoghi comuni che diffondiamo un po' tutti anche noi. Come hanno studiato i ragazzi? Come si preparano? Ah, si preparano... Quello del professore. sia la voce che il corpo, i gesti, quindi un coinvolgimento nel gioco, no? Nell'espressione comunque totale. E quindi se arriva al testo e non se ne accorgono neanche, no? di averlo poi studiato così profondamente, si riconoscono, si fanno domande e trovano delle soluzioni anche nell'affrontarlo, perché provare insieme è proprio cercare il modo, no? Di andare in scena. Esatto. Quindi essere protagonisti, andare in scena, ognuno di loro rispetto alla propria individualità, la differenza. Il personaggio. Sì. È anche un modo per conoscere se stessi, adesso certo. È vero o no? Certo. Per crescere, soprattutto per un adolescente. Ma soprattutto cresciamo noi. Soprattutto cresciamo noi, perché stare vicino, stare accanto, sentirsi dentro una relazione creativa, ma noi è chiaro che cresciamo, che ci alimentiamo. Sì, è vero. Va a finire che credi di più in te, avendo a che fare sempre con gli altri, avere a che fare con i ragazzi. È meraviglioso. Ma l'altro aspetto importante sull'apprendimento è che si ha un supporto da parte dei docenti delle scuole, della struttura che è la scuola, che è meravigliosa. Quindi vi aiutano? La nostra esperienza è una meraviglia. I docenti, che ne so, per le Troiane, Francesca De Sandis, che è una docente, si è occupata e si occupa della traduzione, dell'adattamento, lavora insieme a noi con i ragazzi. Bellissimo. Così al Boggiolera ci sono 3 docenti, Tatiana Severi, Maria Cottone e Maria Spampinato, che si occupano della traduzione, dell'elaborazione del testo. Ma il testo non è che viene dato adesso lo fai. No. Caterina Motta al lettore Majorana, meravigliosa. Cioè, ma con tutto il personale, quello che poi, il personale ad esempio di segreteria, il personale ATA, una meraviglia. Quindi questo vuol dire che bellissimo. quando uno è motivato e sente qualcosa che non è la routine, collabora in maniera straordinaria. Ma i ragazzi mi ispirano a qualcuno dei grandi? Vanno a vedere, non so, materiale filmato di grandi interpreti oppure no? No. Non hanno bisogno. Ma sono già grandi loro. No. No, però è vero quando lui dice la necessità di questa energia, no? E di questo scambio che accade. Ed è bellissimo poi quando accade, quando vanno in scena, e quindi è con il pubblico. Poi si ha una risposta, si ha un silenzio, si ha un ascolto da parte del pubblico che è meraviglioso, che è grande fantastico. rispetto prima di tutto, è vero? Ma con una grande sorpresa. È sempre sorpreso. Perché non se l'aspetta, i genitori... Anche gli altri insegnanti non li riconoscono, no? Perché vengono fuori in una fioritura Questo è bello, nuova, è meraviglioso quello che dite, perché ci fa vedere proprio come bisogna trovare la strada giusta per arrivare alle... Che è la loro. Che è la loro, esatto, la strada dei ragazzi, non quella che vogliamo imporre noi. Allora, diamo l'appuntamento a Agamennone alle 20:30 all'Istituto Ardizzone Gioeni. Altri appuntamenti che dobbiamo dare? Il 6? Il 6 a Via Grande Studios alle 20:30. Via Grande Studios. Perfetto. Complimenti, in bocca al lupo naturalmente. Grazie per essere stati con noi. Grazie per averci invitato. È un piacere, sentirvi parlare così ci dà veramente la carica anche a noi. Grazie, e fra poco una breve pausa e fra poco parleremo invece di una storia un po' più seria, un po' più delicata, una sofferenza di un genitore che ha perso il figlio. State con noi, a più tardi.
8:29, buongiorno Sicilia, abbiamo una storia in diretta da raccontarvi da Palermo. Sta per aprire la Casa di Giulio, un centro per il sostegno ai giovani delle vittime di crack a Ballarò, quartiere ben noto di Palermo. E l'animatore a volere fortemente questa casa è Francesco Zavatteri, che noi salutiamo con grande rispetto, insieme con il collega Marco Gullà, che ci racconterà adesso un po'. A te Marco. Sì, buongiorno a tutti. Michele, il tuo è un auspicio importante, quello appunto che possa aprire la casa di Giulio. Giulio era il figlio di Francesco, è il figlio di Francesco che purtroppo a settembre è andato via a causa del crack, a causa di questa maledetta droga che insomma sta colpendo tanti giovani e purtroppo ha colpito anche insomma la famiglia Zavatteri, che è una famiglia assolutamente distinta, una famiglia per bene. Francesco Zavatteri è un dottore farmacista e si è ritrovato in una trincea, in un tunnel, insomma, a lottare proprio per insomma, salvare il figlio, ma purtroppo non ce l'ha fatta. Sì, buongiorno a tutti. Ieri era il 20° compleanno di mio figlio Giulio, che per noi è sempre con noi ovviamente, e quindi l'abbiamo festeggiato lavorando a un disegno, un progetto di legge con la straordinaria professoressa Clara della facoltà di giurisprudenza ai ragazzi, che stanno lavorando proprio a questo, stiamo collaborando tutti insieme a questo disegno di legge per le dipendenze patologiche, perché questo argomento è stato per lungo tempo trascurato, in particolare dalla nostra regione e dalle istituzioni, perché io penso che il problema della fragilità, perché molto spesso si arriva alla droga per fragilità, per insicurezza, per difficoltà personali che non si riescono a intercettare o esprimere prima, è un problema di tutti e noi genitori dobbiamo imparare ad affrontare questo problema, a prenderlo di petto con l'ausilio ovviamente delle istituzioni che devono partecipare. Perché? Perché la casa di Giulio? Perché questi ragazzi, in particolare che usano il crack, molto spesso diventano ingestibili in ambito familiare, proprio perché il crack danneggia molto spesso irreversibilmente il sistema nervoso centrale, e quindi questi ragazzi diventano ingestibili e finiscono per la strada abbandonati in condizioni veramente pietose. Quindi la casa di Giulio deve essere un luogo di inclusione dove accogliere questi ragazzi, permettergli di fare un pasto in modo sereno, di ristorarsi, di fare una doccia, ma all'interno della casa di Giulio devono essere presenti le istituzioni con i loro servizi, con gli psichiatri, gli psicologi, medici, infermieri, tutto ciò che occorre per poter aiutare coloro che vogliono farsi aiutare o supportare e cambiare percorso di vita. Allo stesso tempo, all'inizio, all'interno della casa di Giulio, abbiamo intenzione di creare dei laboratori di arte, di pittura, di musicoterapia, di danza, e c'è veramente un grande fermento nella nostra città, una cosa veramente incredibile, di gente che offre il suo aiuto, ma ad oggi non abbiamo una struttura che deve esserci data dal Comune di Palermo per poter aprire e poter venire incontro a questi ragazzi. Certo. Ecco Marco, mi permetto di rivolgermi direttamente al dottor Zavatteri, a cui voglio manifestare tutta la mia solidarietà di genitore che insomma, riesce a immaginare che sofferenza terribile può essere stata, per chiederle questo. Ma allora è in questo senso che va il disegno di legge di cui lei parlava all'inizio, che vorrebbe proporre? E vorrei poi chiedere a Marco, così poi non c'è bisogno di interromperci tanto, se abbiamo dei dati che riguardano Palermo oppure che riguardano la Sicilia sulla diffusione di questa terribile epidemia che è il crack. Prego. Assolutamente sì. Intanto desideravo precisare che non sono io sto collaborando con l'associazione La Casa di Giulio a questo progetto di legge, ma colei che lo ha lanciato è la professoressa Clelia Bartoli,
che è una straordinaria docente della facoltà di giurisprudenza di Palermo, e con i suoi studenti, che sono dei ragazzi veramente in gamba. Ieri abbiamo fatto questo incontro, abbiamo fatto questi tavoli proprio per discutere questo progetto di legge. Erano presenti alcune istituzioni della città di Palermo, e questo ci ha fatto molto piacere perché c'è una grande sensibilità da questo punto di vista. Io ho perso un po' il filo della domanda. L'obiettivo del disegno di legge. L'obiettivo è quello appunto di creare delle strutture per poter accogliere e intercettare il disagio giovanile e poter venire incontro alle esigenze di questi ragazzi, aprire soprattutto un dialogo e soprattutto creare delle strutture a bassa, media e alta soglia che in Sicilia non esistono. Quindi molto spesso i giovani che sono in uso alle sostanze devono emigrare al nord, creando grandi difficoltà ai familiari, soprattutto quando si tratta di persone o di famiglie che non hanno quelle disponibilità finanziarie per affrontare dei viaggi e poter andare anche a supportare, a dialogare con questi figli che sono in terapia in altre città al nord. Michele, tu mi chiedevi dei dati, adesso magari i dati li chiediamo anche al dottore appunto Zavatteri, se ne ha. Io ti posso invece manifestare un dato di percezione. Io sono stato a Ballarò anche in orario notturno e ovviamente percepito, ma soprattutto visto delle scene assolutamente grigie, tristi, con delle giovanissime, ma anche giovanissimi che anche a 14-15 anni fanno uso di crack, insomma, e imboccano purtroppo un tunnel dove spesso non si intravede nemmeno quel cono di luce che magari altri giovani sono riusciti a vedere, sono riusciti a uscirne, però la maggior parte, insomma, poi non esce più, dottore. Allora, i dati sono 2.700 ragazzi in uso alle sostanze, di cui più di 900, almeno quelli che sono, diciamo, accolti dai SERT a Palermo, che sono più di 900, quindi non si sa esattamente quanti sono, sicuramente saranno almeno il doppio. Purtroppo questa droga è molto insidiosa perché viene spacciata a un costo bassissimo che oscilla tra i 5, 10, 15 euro massimo, e molto spesso vengono utilizzati gli utilizzatori stessi, cioè i ragazzi che la assumono per spacciarli, e vengono poi ricompensati con alcune dosi. Io credo che anche, parlavamo poc'anzi anche a microfoni spenti con Francesco Zavatteri, questa emergenza è stata un po' trascurata, perché abbiamo anche visto, ci hanno raccontato, Michele, di ragazzine a 14 anni che per acquistare la dose si prostituiscono, quindi è uno spaccato davvero triste, soprattutto uno spaccato che, come dicevamo poc'anzi, Francesco, è stato un po' trascurato anche dalle istituzioni. Assolutamente sì, perché molto spesso i genitori che si trovano a vivere questa vicenda terribile si isolano dal mondo perché si concentrano sull'aiuto al figlio, e molto spesso purtroppo la società civile tende a tapparsi il naso e a girare lo sguardo dall'altra parte, perché il concetto è il figlio che fa uso di sostanze è tuo. Sicuramente tu da genitore non sei stato abbastanza bravo per poterlo educare nel modo giusto. Certo. Ma purtroppo non è così, perché io ho conosciuto diversi e sto conoscendo in questo percorso a ritroso che sto facendo della vita di mio figlio Giulio, che era un ragazzo straordinario, tanti genitori che hanno delle situazioni familiari equilibratissime, con persone distinte, grandi lavoratori, che si trovano purtroppo ad affrontare questo mostro, perché avere un figlio che fa uso di crack e che si trasforma piano piano in una sorta di Dr. Jekyll e Mr. Hyde è veramente una cosa che non auguro a nessuno. Ecco, una domanda che mi sentirei di fare, l'obiettivo
della edificazione di queste strutture direi che è assolutamente indispensabile in Sicilia, a Palermo, ma dappertutto nella nostra regione. Assolutamente sì. Ecco, ma in questo momento io mi rivolgo a lei, dottore, che purtroppo ha subito quello che ha subito, ma le famiglie che vivono questo dramma in famiglia, dove possono andare? A chi possono rivolgersi? A nessuno a questo punto. Allora, le famiglie devono rivolgersi sicuramente ai SERD, dove c'è il personale, adesso si chiamano SERD, personale competente, però purtroppo, essendo stato molto trascurato perché si era rimasti ai tempi dell'eroina, quindi i cosiddetti assuntori vintage, cioè coloro che erano sopravvissuti all'eroina e che sono in assunzione cronica, però si è trascurato questo fenomeno crack e il fatto che stanno e sono arrivate già tutte le droghe sintetiche che sono molto più devastanti e danno un craving fortissimo, quindi un desiderio di assumere la sostanza in modo compulsivo fino a farli diventare dei veri e propri delinquenti, purtroppo. Questo argomento è stato molto trascurato dalle istituzioni regionali. In altre regioni esistono. Ieri per esempio a questo incontro c'era una psichiatra lombarda molto competente che lavora in una di queste strutture, che mi ha spiegato che lì questi drop-in funzionano perfettamente e sono finanziati dalla regione. Ovviamente riducono, perché qua si tratta di ridurre questo fenomeno e attenuare il danno che queste droghe fanno a questi ragazzi e aumentare la consapevolezza e fare prevenzione verso coloro che non la usano. Io vado molto spesso per mia volontà nelle scuole, sia medie che superiori, a parlare con i ragazzi raccontando la storia purtroppo terribile di Giulio, come è iniziata e come è finita. Tutti i ragazzi restano veramente colpiti emozionalmente e questo mi fa capire che c'è una grande sensibilità, ma il fatto che non ci siano delle notizie ben strutturate sull'argomento fa cadere alcuni ragazzi in tranello, perché non conoscendo il fenomeno capita che purtroppo ci si trova ad avere a che fare questa droga che ormai circola in tutti gli ambienti, nei pub, nelle feste, per la strada, ovunque. Purtroppo anche noi mezzi di comunicazione ne parliamo quando ne parliamo come fatti di cronaca nera, invece è ben altro, c'è molto più e molto altro. Auguriamo al dottor Zaratteri di riuscire al più presto ad avere la sua casa, la casa di Giulio, di convincere naturalmente le istituzioni e le autorità. Ci complimentiamo per la forza d'animo che ha trovato e le confermiamo che l'emozione di cui lei ha parlato è un'emozione che condividiamo tutti. Grazie anche a Marco Gullà per averci aiutato in questo collegamento. Ci fermiamo provvisoriamente e adesso ci guardiamo invece a qualcosa che ha tutt'altro a che fare. State con noi. Viva le donne, viva il gentilsesso. Grazie, bella presentazione, io sono felice, però anche Mauro, cioè questa cosa sempre di dover presentarci, ora una donna, signori sta per entrare una donna, cioè è brutto quando sottolineano così tanto la tua disabilità. Però dai, facciamocela un applauso stasera, fatemi sentire le donne in sala. Adesso sì. Allora te lo chiamo io e si può, perché è vero che noi donne in realtà siamo straordinarie, che noi donne facciamo delle cose anche, dai, facciamo delle cose che voi non siete assolutamente in grado di fare, tipo la ruota quando ho le mie cose, andare da mia mamma e dire mamma ho un fastidioso prurito intimo. Noi donne abbiamo il sesto senso, vero? Il tipico sesto senso femminile, il senso di colpa, vero? Però devo dire la verità, a me piace essere una donna, però sarei curiosa di provare una volta ad essere un maschio. No, dai, sarebbe bellissimo svegliarmi una mattina per 24 ore, essere un maschio e radermi, in posizione eretta, dignitosa, così, e non sempre così.
No, vabbè, sì, lo sanno. No. Guarda la solidarietà. Nessun uomo si è mai strappato radendosi. No, onestamente cioè, no. io me lo chiedo com'è essere un uomo. Cioè, vorrei essere un uomo... Com'è, Mauro? Com'è essere un uomo? Cioè, come medici? Magari anche meglio, adesso dovendo proprio scegliere, no? Cioè, però me lo chiedo, dico, cioè, com'è essere un uomo? Cioè, com'è avere torto? A noi non capita mai. Ah, voi non avete mai torto? Mai. Cioè... Non c'è un uomo che batte le mani, bravi. Io vorrei svegliarmi una mattina, essere un uomo, aprire l'armadio e dire stamattina non so proprio cosa mettermi. Mi staranno meglio i pantaloni o i pantaloni? Cioè, com'è essere un uomo? Com'è sedersi su una propria palla? È più la sorpresa o il dolore? La seconda. Oppure, dai, diciamo, anche, no, vorrei anche... Perché non possiamo avere anche noi quelle 200 categorie di YouPorn che avete anche voi? Ce l'avete voi? Voi avete tutte quelle categorie, no, voi avete tutte quelle categorie tipo bionda, mora, rossa, tete vere, tete finte, 2 tete vere, una teta finta. Noi invece... Dovremmo averle anche noi con quelle cose che piacciono alle donne, che ne so, pancetta, addominalato, stempiatino, piastrellista, ingegnere. Piastrellista. Alberto Angela. Io sarei sempre lì, no? Com'è essere un uomo? Com'è quando un meccanico ti parla come se fossi una persona normale? Che capisce? Donna, io ho cambiato carburatore. Mi parlano sempre così. Vabbè, però... O come si innamora un uomo? Sì, No, prima di tutto, vero. si innamorano. Caspita, solo gli uomini, ci innamoriamo solo gli uomini. Rispondano, silenzio tombale. Sono sconfortata. Mamma ecco, mia. vabbè, mi piacerebbe innamorarmi come un uomo, ma ancora di più. Sapete, io vorrei, se le cose vanno male, per una volta, invece della solita amica, avere un amico che mi dica: ma sì, dai Laura, tanto il mondo è pieno di figa. Sì, succede. Perché lo dicono solo a Milano, forse, non lo so. No, anche qua. Cioè, com'è essere uno? Com'è usare lo spazzolino vibrante solo per lavarsi i denti? Perché? Un peccato, è un peccato, oggettivamente. Ho fatto questa battuta. Brava, No, ho fatto questa battuta in televisione un po' di tempo fa. Pensavo le persone un po' si scandalizzassero, invece per niente. Vedi? Anzi, il giorno dopo, ve lo giuro, mi è arrivata una mail di una signora che mi ha scritto: grazie Laura, grazie. Bello. Ho 50 anni, ho provato tante cose nella vita, ma come lo spazzolino. Ce l'avevamo. Grazie. E sono soddisfazioni. La gratificazione. Certo. E poi soprattutto adesso anche sappiamo il perché del sorriso smagliante di Michelle Hunziker nella pubblicità. Sorrideva anche prima. No, sorrideva anche prima. Comunque, essere una donna è anche una cosa bella, mi piace. Bellissimo. È bello perché nelle serate come queste sono tutti maschi, ti fanno un sacco di complimenti, ti dicono che sei bella e che sei bella e basta. No, mi dicono, no, ogni tanto mi dicono qualcuno, c'è sempre qualcuno che viene e ti dice: brava, mi sei piaciuta molto stasera, brava, sei davvero brava, sei molto brava per essere una donna. Grazie, che carino. Sei molto gentile per essere un coglione. Fai bene, bravo. Certe volte ce la meritiamo. Laura Formenti, certe volte ce la meritiamo. Davvero, ha ragione. 8:47, abbiamo ancora qualcosa da guardare sui quotidiani? Sì, c'è una notizia, insomma, domani festeggia 80 anni, però Corriere della Sera dedica una pagina intera a Orietta Berti, compleanno festeggiato da diva. Questo dice: pure mamma mi voleva in fabbrica fino alla pensione. Questo diceva la mamma di Orietta Berti, e, insomma, quindi c'è questa pagina che viene dedicata. Un esempio di come gli anni non contano, Assolutamente no, lei insomma è felicissima di quello che sta facendo. E dappertutto, la vogliono dovunque, la chiamano in qualunque programma, oltre che naturalmente a cantare. Ecco, mi piaceva stamattina ricordare Orietta Berti. E poi ne abbiamo parlato prima durante la rassegna stampa del fatto che ormai c'è questo allarme sull'intelligenza artificiale. Vedi, ci sono i 4 firmatari, tra i 350 firmatari ci sono i pionieri e i big che si contendono proprio il primato del settore.
e dicono può portarci all'estinzione. Ora l'estinzione pure. Sì, questo è il grande pericolo, servono delle regole, ma non è soltanto, guarda, dobbiamo studiarla sta cosa. Questa è una pagina del Corriere, ma sempre oggi l'allarme arriva anche da Repubblica. Sì. Nuovo allarme sull'intelligenza artificiale, i padri della high-tech parlano di estinzione. Cioè ci faranno secchi tutti quanti e rimangono loro. Praticamente il pericolo è questo. Si va verso l'estinzione del genere umano, secondo quello che dicono, diciamo, stamattina i big della... tra i firmatari c'è il creatore di ChatGPT, Altman, poi c'è un uomo, quello di Google, senza regole la specie umana è a rischio. Le regole, la dobbiamo studiare bene anche noi, così come la studiano ormai in tutto il mondo, perché questo sarà il tema dei prossimi mesi e anni. Allora, intanto invece andiamo indietro nel tempo, il 31 maggio di qualche tempo fa, del 1278 a.C., pensa Angelo, Ramses II è incoronato faraone nel 1678, allora c'è la prima cavalcata di Lady Godiva, no, va bene. Nel 1860 spedizione dei 1000, la popolazione di Catania guidata da Giuseppe Poulet insorge contro i Borboni, pensate. 31 maggio 1930 a San Francisco nasce Clint Eastwood, 5 Oscar, 6 Golden Globe e anche 4 David di Donatello. E dal settembre del 2021 pure un asteroide si chiama Clint Eastwood, cioè il suo asteroide personale. Nel 1939 a Sasso Corvaro nasce il giornalista e saggista Italo Cucci, che salutiamo. Naturalmente nel 1953 nasce il grande Fabio Concato, nel 1969 il simpatico meteorologo Paolo Corazzon, il 31 maggio del 1970 nasce il nostro premio Oscar per la grande bellezza Paolo Sorrentino, il 31 maggio del 73 a Trento nasce un'amica carissima, conduttrice televisiva, ex modella, fa un sacco di cose, Adriana Volpe. E poi il 31 maggio 76 a Dublino nasce il grande attore Colin Farrell. E poi infine nel 2009, il 31 maggio del 2009, la Lega Italiana per la lotta ai tumori organizza la prima giornata contro i tumori provocati dal fumo, che poi è rimasta nel corso del tempo. Ma non abbiamo concluso, concludiamo con il 31 maggio del 48, c'ha qualche annetto però, il 31 maggio del 48 nasceva in Inghilterra il batterista John Bonham, meglio conosciuto come Bonzo dei Led Zeppelin, e quindi vi lasciamo con l'indimenticabile, e per chi non la conoscesse imparate, Immigration Song. Grazie, ci rivediamo domani, buongiorno Sicilia. A domani.